dottor Romano, parte oggi da Padova in Veneto, un progetto a cui la Regione tiene moltissimo. Un progetto molto ambizioso che affronta un tema difficile, che è quello dei cosiddetti cervelli di ritorno, quindi giovani o meno giovani che sono andati all'estero a studiare, a lavorare. Questo ovviamente è importante, ma che poi dovrebbero in qualche modo, con un effetto circolare, ritornare in Italia e ritornare in Veneto. Questo è un progetto che in particolare ha come tema l'innovazione sociale, quindi diamo l'opportunità a persone di ritornare temporaneamente in Italia e con un effetto di contaminazione, di portare le conoscenze, le esperienze che hanno fatto nel nostro territorio, con particolare riferimento appunto ai temi di innovazione sociale e a rigenerazione urbana, anche dove siamo qui oggi ovviamente ha un significato, una sede particolare che una volta era un'officina e adesso è diventata un posto dove si fanno degli eventi, dove si fa comunicazione. La peculiarità di questo progetto è che nasce anche grazie a una rete, a un network. Sì, questo è fondamentale. Se pensiamo a un tema così difficile è chiaro che la Regione ha finanziato con 1,5 milioni 14 progetti che dovranno fare rete obbligatoriamente. Questo è un elemento fondamentale, perché poi la contaminazione la vogliamo fare con le persone che rientrano, ma dobbiamo farlo ovviamente poi nel nostro territorio con tutti i soggetti che parteciperanno a questo progetto.